Domani ricorre il 65° anniversario della strage di Portella della Ginestra. Giuseppe Mazzola, autore del testo Montelepre tra separatismo ed occidentalismo, ritiene che ormai sia arrivato il momento di dire una verità diversa su quel tragico episodio, e cioè che Salvatore Giuliano e la sua banda non hanno provocato quelle vittime. Giuseppe Mazzola, autore del testo Montelepre tra separatismo ed occidentalismo, ritiene che ormai sia arrivato il momento di dire una verità diversa sulla strage di Portella delle Ginestre, di cui domani ricorre il 65° anniversario. Analizzando i dettagli del prima, durante e dopo la strage, è giunto alla conclusione che Giuliano e la sua banda non avevano consumato quella strage e di conseguenza deve essere definitivamente cancellata la triste nomea di delinquente appioppata alla cittadina monteleprina. L'autore, avvalendosi delle più disparate testimonianze dirette e facendo una descrizione precisa di tutto ciò che avvenne nell'arco di tempo che andò da prima delle elezioni regionali del 20 aprile del 47 a quelle nazionali del 18 aprile 48, ha evidenziato la mistificazione di una storia pilotata per far credere di essersi trattato solo di un atto sconsiderato e delinquenziale di un bandito e della sua banda. Postazioni, armi usate, motivazioni politiche sono punti fondamentali per la ricerca della verità. La postazione di Giuliano era molto in alto, sul Monte Pizzuta, a circa 500 metri dal podio, dove sono stati trovati oltre 800 bossoli calibro 6,5. Un'altra postazione si trovava nella stessa direzione, ma molto più in basso, quasi all'altezza del podio, dove sono stati trovati oltre 70 bossoli calibro 9 lungo. Lo stesso ritrovato sui morti e sui feriti colpiti in direzione orizzontale e non dall'alto in basso. Le schegge di granata trovate nei corpi straziati delle vittime provenivano da postazioni opposte a quelle descritte prima. Testimoni a caldo hanno dichiarato di avere sentito dei colpi provenire addirittura dal monte Duxide. Se a Giuliano avessero imposto la strage e questi avesse accettato, sarebbero state necessarie approntare altre 3 o 4 postazioni di tiratori estranei alla banda, si chiede Mazzola. Non se ne sarebbero rimasti i mandanti tranquillamente e comodamente a casa ad aspettare, anziché rischiare di farsi scoprire con l'identificazione dei loro gruppi di fuoco. L'autore invita i lettori a riflettere su un episodio. Giuliano aveva fermato 4 cacciatori che, dopo essere stati disarmati, furono tenuti a bada da 2 banditi armati di un mitra e di un fucile da caccia. Alla fine della sparatoria i cacciatori furono rilasciati e subito dopo dichiararono, in veste di testimoni, di avere visto Giuliano e compagni sparare in direzione della folla. Nessuno mai ha contestato che Giuliano e compagni avessero sparato e gli altri 800 bossoli repertati lo affermano incontestabilmente. Nessuno dei cacciatori però avrebbe potuto, e non lo ha fatto, dichiarare che Giuliano sparò dritto sulla folla per colpire. Dalla loro posizione sarebbe stato impossibile constatarlo. Se Giuliano fosse andato a Portella per realizzare la strage, avrebbe senz'altro eliminato quei testimoni scomodi e lo avrebbe fatto senza alcuna pietà se fosse stato davvero quel criminale senza scrupoli, quale è stato fatto apparire, massacratore e carnefice di donne e bambini inermi innocenti. Infine il movente politico legittimava la reazione del mondo politico occidentale tendente ad opporsi ad un'espansione sovietica nel Mediterraneo, così come faceva temere la prossima consultazione elettorale in campo nazionale già fissata per l'ottobre del 47 dopo l'affermazione delle sinistre nelle regionali del 20 aprile. Fino a quella data Giuliano aveva appoggiato il suo avvocato, Nino Varvaro, repubblicano e filocomunista, e non poteva avere in mente di consumare una strage come artificiosamente afferma il dispositivo della sentenza di appello di Roma, così come non poteva essere in gestazione nella mente di chi che sia, perché nessuno si aspettava quell'esito elettorale, neanche le stesse sinistre. Dal 21 al 30 aprile i partiti di centro e di destra, l'OSS e il centro antibolscevico, in combutta con la mafia locale, che diede tutto l'appoggio logistico possibile, idearono e misero in atto la strategia per arginare questa pericolosa avanzata delle sinistre. Nei saloni da barba di Piana degli Albanesi e nei crocicchi di Corleone si iniziò a parlare di qualcosa di grave che si stava preparando per la festa del 1° maggio a Portella. Il segretario del PC, Girolamo Licausi, debitamente informato, convocò una riunione congiunta dei 2 partiti a livello regionale e informò le direzioni nazionali, che inviarono l'onorevole Lelio Basso per seguire gli sviluppi in loco. Lo scrittore Michele Pantaleone, prima di morire, liberò la sua anima da questo peso infamante, denunciando tutta la sinistra per non avere impedito la strage.
Testimoni oculari riferirono di avere visto movimenti inconsueti di mafiosi, di militari in divisa e di camion subito dopo la strage. Giuliano e la sua banda, dopo aver continuato a sparare in aria come avvenuto per le prime raffiche, quando gli astanti perfino applaudirono avendo scambiato gli spari per giochi d'artificio, si ritirarono avviandosi al territorio rifugio di Sagana, dove solo l'indomani dal giornale seppero della strage, postuma dichiarazione confidenziale di Giuseppe Genovese all'autore del libro. Solo dopo 2 ore dalla strage il questore Messana cominciò a parlare di Giuliano come unico responsabile, tesi poco credibile e contestatagli subito dagli causi. I giornali però solo dopo alcuni giorni cominciarono a sostenere la tesi, fatta propria anche dal ministro dell'interno Mario Scelba. Da quel giorno scrittori, giornalisti, storici e pseudostorici, poeti e cantastori hanno continuato il loro bla bla bla, spesso ridicolo, perché non supportato da serie e neutrali indagini investigative. Ancora oggi si continua a ripetere una storia che deve essere verificata e riscritta di sana pianta. Da quella data iniziò una sequenza di una trentina di morti ammazzati, in falsi conflitti a fuoco, in vigliacchi agguati, con stricnina perfino dentro le carceri, o suicidati per chiudere tutte quelle bocche che avrebbero potuto svelare il retroscena di accordi infami tra lo Stato con i suoi servizi segreti e la mafia. Giuliano, dopo una veemente protesta con la mafia e con un articolo inviato al giornale comunista, finì secondo Giuseppe Mazzola per accollarsi la strage in cambio di probabili amnistie per benemerenze acquisite sul campo, senza comprendere che tipo di maschera appioppava a se stesso e ai suoi concittadini. Ai monteleprini restarono le sevizie, le torture, le deportazioni, le patrie galere, le miserie, i lutti, le devastazioni morali e materiali, le ingiustizie, anche gli stupri, sperimentando sulle loro carni e nelle loro anime la forza devastante del potere dello Stato.